Siamo arrivati al momento del campionato dei 4 anni, gruppo 2, 9 cavalli al via, 1 Silat Andrea Guzzinati, 2 Zefiro Dete Gaetano Di Nardo, 3 Zogrif Italia Massimo Barbini, 4 Zarras Italia Giampaolo Minucci, 5 Zilanda S Federico Esposito, 6 Zaffiro Top Gennara Mitrano, in seconda fila 7 Zaro P Antonio Greppi, 8 Ziguli dei Greppi Marco Stefani, 9 Zap di Girifalco Antonio Di Nardo. Rinuncia al lancio Zaffiro Top, stacco della macchina con Zefiro Dete attaccato da Zogrif Italia che cerca di sfondare, partito svelto anche Zilanda S, alla fine ci prova Zogrif Italia ma Zefiro Dete è riuscito a tenere le gambe di dentro e a rientrargli, ma Zilat è partito a sua volta molto bene ed è nella scia. 14,4 i primi 200 metri, primo passaggio davanti alle tribune con in vantaggio il figlio di Mago d'Amore, seguito da Zilat alla corda, poi Zilanda S che ha trovato posto in terza posizione davanti a Zaro P, mentre avanza al largo Zarras Italia con Giampaolo Minucci. 400 in 30 e mezzo, ha decisamente rallentato il ritmo Gaetano Di Nardo con Zefiro Dete, Zilat lì nella sua scia, poi avanza gradatamente Zarras Italia, all'esterno anche Stargrif Italia. Terza la corda Zilanda S, curva passata in 16,5, ritmo decisamente blando, 47 i primi 600 metri con Zefiro Dete in totale controllo, Zarras Italia va naturalmente bene, l'andatura blanda imposta dal battistrada, arriviamo al giro percorso in 1-2-4, sempre Zefiro Dete in vantaggio su Zilat, Zilanda S e Zaro P lungo la corda. All'esterno Zarras Italia seguito da Stargrif Italia, poi Zap di Girifalco in terza pariglia. Il primo chilometro va via in 1,18, decisamente non andature da Gran Premio, ma tutto nell'interesse di Zefiro Dete che sta accorciando la distanza, sempre in vantaggio, affiancato da Zarras Italia, Zilat lì seconda la corda con ai fianchi Stargrif Italia, poi l'altra pariglia Zilanda S, Zap di Girifalco, 14,8 davanti alle tribune. Ora si è leggermente aumentato il ritmo da parte del battistrada che percorre la penultima curva in 15,1, ancora in controllo con all'esterno Zarras Italia, Zilat sempre affiancato da Stargrif Italia, poi Zilanda S chiuso in terza posizione lungo la corda, Antonio Di Nardo che decide il momento, che è il momento di entrare in azione, si lancia in terza ruota, ma ora il ritmo cambia decisamente, 14,6 la retta di là, in vantaggio Zefiro Dete. Zilat lungo la corda può essere l'avversario più insidioso perché Zap Girifalco fa un po' fatica ad avanzare in terza ruota visto il ritmo del battistrada con Zefiro Dete che si affronta in vantaggio alla retta d'arrivo, attaccato al suo esterno da Zilat. Zefiro Dete contro Zilat, erano i due più attesi, Zefiro Dete ci prova Zilat ma Zefiro Dete si difende, viene a vincere sullo stesso Zilat, al terzo Zilanda S, al quarto Zap di Girifalco. C28,3, 13,8 la retta d'arrivo con parziali veramente mozzafiato per il mezzo giro finale. Il figlio di Mago d'Amore di Gaetano Di Nardo è venuto a vincere il campionato dei 4 anni qua a Bologna. I colori del signor Lanfranco Vesprini, training di sabato Bevilacqua, vittoria in corsa di testa per il figlio di Mago d'Amore. La quota in chiusura di favorito di 1,98 ha risolto la partita allo stacco quando è riuscito a rientrare a Zogrif Italia e ha portato a termine questa bella vittoria in percorso di testa Zefiro Dete, Gaetano Di Nardo.